niente, come il mio pene davanti al lucino, lucciscente. Mi contraddico facilmente, ma lo faccio così spesso che questo fa di me una persona coerente. Ed ho tanto da dire, perché ho poco da fare. Tu mi invidi, sorridi, mi proponi un affare. Iniziare con i temi di cui parla Fave, finire per un mese sull'isola a far la fame. Qualunque cosa faccia mi viene riconosciuta. No, è la mia faccia che viene riconosciuta. Molti dei miei fan che fanno la schiuma hanno una doppia faccia come il barone Asciura. Parlano con me come con un fratello grande, mi riprendono in mutande come nel grande fratello. Io li cado più del video ufficiale della mia regole. Chi se ne frega della musica, di tutti questi libri sulla musica, di tutte le liste, di tutti gli arrivisti, gli arrivisti, gli arrivisti. Chi se ne frega della musica, ora che tutti parlano di musica, di tutti questi artisti, di tutti questi dischi, di tutti questi dischi, questi dischi, questi dischi. Non ho mai capito questi social network, per me servono solo a fare i porci a letto. Ogni volta che nasce una nuova piattaforma mi fa l'effetto di un libro che ho già letto. E poi non ho tutti sti amici, ma molti meno. Mi danno affetto, ma poi mi affettano come Gremon. Tu è 2 ore che mi parli, io sono fan di Gandhi ed è solo per questo che non ti meno. Il mio cellulare squilla, gente che mi assilla e mi chiede. Assessori, sindacati, collettivi, giornalisti. Passo un giorno e i miei testicoli non sono più minuti. Mi stupisco, pubblico un disco e mi fanno le foto in pubblico. Perché? Non capisco. Non mi interessano le note che registro, mi interessano le mie note sul registro. Chi se ne frega della musica, di tutti questi libri sulla musica, di tutte le interviste, di tutte le riviste, di tutti gli arrivisti, gli arrivisti, gli arrivisti. Ma chi se ne frega della musica, ora che tutti parlano di musica, di tutti questi artisti, di tutti questi dischi, di tutti questi dischi, questi dischi, questi dischi. Io non faccio musica, ma il cacchio che mi pare, faccio rosicare chi ama il genere musicale. Non parlo male di un collega o di un presunto tale, ma riciclo il suo CD come regalo di Natale. I flash come Sig Barrett, non mi piacciono i flash sul red carpet. E me ne frego degli artisti veri, tanto gli artisti veri sono veri come i Muppet. In questo meccanismo che non posso inceppare, la rete non è Che Guevara, anche se si finge tale. È al primo posto della classifica digitale. Che tu ci credo o meno, c'è solo chi vince i talent ed io non so cantare. Già, soprattutto non so piacere il pubblico per bucare lo schermo. Toglimi tutto questo che magari mi fermo. Di certo non mi sparo in una stanza d'albergo.